Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Siamo a Porto Tolle, località Barricata, nel villaggio turistico, per la presentazione della seconda Serenissima Gravel. 195 km con 20 settori sterrati, dal delta del Po a Piazzola sul Brenta. Ascoltiamo in questa intervista le parole di Pippo Pozzato, organizzatore dell'evento, nonché grandissimo campione di ciclismo. Pippo Pozzato qua in Barricata per presentare questa gara importante. Perché aver scelto il Delta del Po? Ma perché sicuramente su indicazione della regione è una delle parti più belle che noi abbiamo del nostro amato territorio veneto, quindi quale migliore occasione per farlo conoscere con una gara di ciclismo che lo fa vedere in televisione e quant'altro, riesce a far vedere in tutto il mondo. Distribuiamo il prodotto in 207 paesi, quindi tutto il mondo vedrà le bellezze che abbiamo nel territorio veneto e in particolar modo in questo Polesine che è spettacolare. Ecco, tu hai scelto una disciplina diversa da quella che facevi durante l'agonismo. Come è cambiato il ciclismo? Ne approfitto della tua presenza in 10 anni praticamente. Ma diciamo che sta cambiando, si sta evolvendo e giustamente bisogna stare al passo con i tempi. Gravel è un'attività che sta andando, una disciplina che sta andando di moda, diciamo sicuramente, ma sta crescendo molto. C'è stata la prima Coppa del Mondo quest'anno con le Gravel Series, c'è stato il primo mondiale che abbiamo organizzato noi, quindi è sicuramente un punto di partenza importante. Noi l'anno scorso con Serenissima Gravel siamo stati i primi a far correre i professionisti, prima non esisteva una gara di prof, quindi diciamo che siamo un po' i pionieri della specialità e io sono convinto, se ne parlava guardando i numeri industriali di costruttori di bici, tutto l'indotto che c'è del ciclismo, in questo momento sta facendo girare un 60-65% degli introiti delle aziende e dei costruttori va dal gravel, quindi sicuramente è la tendenza del momento e avrà sicuramente un futuro importante, quindi noi cerchiamo di cavalcare l'onda subito, di essere i primi per poter fare un qualcosa di importante. Ecco, una domanda personale. Tu hai fatto Olimpiadi, Campionati del Mondo, Tour de France, Giro d'Italia. Cosa ti manca di quel momento lì di partecipare alle gare? Adesso tu sei un organizzatore bravo, quotato, però l'atleta che in te cosa soffre? Ma no, sicuramente penso ci sia un momento per tutto, è stata una parentesi intensa della vita, però non può durare per sempre, ci sono delle altre cose al di fuori. Mi piace vedere chi fa la gara, mi piace un sacco andare in bici, ma di sicuro non mi manca la parte agonistica, ecco, diciamo che abbiamo dei nuovi stimoli per riuscire ad andare avanti, perché c'è bisogno sempre di un qualcosa di nuovo. Lo stimolo adesso è di organizzare degli eventi importanti, di arrivare all'apice con quello. Siamo sulla buona strada, ma ne abbiamo ancora tanta da fare, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio, rimboccandoci le maniche e cercando di fare un qualcosa per il ciclismo che mi ha dato tanto, ecco. Ma dal punto di vista ciclistico, diciamo come sempre, come l'ora del mondiale, come la Serenissima, sono sicuramente corse che sono adatte agli stradisti, sicuramente l'ha dimostrato l'ordine d'arrivo del mondiale, lo dimostrerà domani i partecipanti, chi fa gravel a livello agonistico è molto similare alla strada, una Parigi-Roubaix. Parlavo con Sagan domenica dopo la Rio, mi ha detto massacrante più della Roubaix, perché comunque a differenza della Roubaix, corsa su strada con il pavé e tutto, a vari tratti di asfalto, mentre nella gravel continui a essere dentro e fuori dallo sterrato e bisogna di stare concentrato sulla ruota davanti. Hai dei single track che su una Parigi-Roubaix non c'è, quindi la tensione che c'è per tenere la concentrazione e andare forte è molto molto intensa, e questo ti logora, ti sfinisce a lungo andare, quindi ti svuota nel finale. E sicuramente sono corse veloci, perché se non ci sono delle asperità con delle montagne importanti, corridori, ho visto domenica montavano tutti i rapporti da strada, che per un gravellista è improponibile questa cosa, mentre tutti i corridori cercano di usare copertoncini un po' più stretti, molto più simili alla gara, quindi a Parigi-Roubaix, e rapporti da strada sicuramente, quindi questo dà vantaggio agli stradisti.